Ciao a tutti ragazzi, mi è arrivata una busta molto importante. Indovinate da chi? Dal mio amico Mattarella, il presidente della Repubblica, e sono molto emozionato. Vediamo qui dentro che cosa ci sarà. Vabbè, ci tengo a precisare per una cosa. Lui sicuramente avrà incaricato qualcuno per mandarmi questa lettera, perché io seguo i suoi passi. Lui è a Zagabria per ora in Croazia. Fai vedere, allora, ancora non sappiamo quello che c'è Sì, dentro lo perché è so. chiusa. Fai vedere il davanti, ecco. Il davanti, vediamo. Ecco, è proprio intestata a Flavio Barone, è intestata e qui dietro c'è il Presidente della Repubblica. Me l'ha mandato con la posta 1, quella Eh, prioritaria. ha ricambiato perché tu così gliela mandi. E allora facciamo una cosa, adesso la apriamo piano piano e poi vediamo il contenuto di questa lettera. Allora Flavia, a quanto pare è stata scritta proprio di pugno dal presidente, vediamo, facciamola vedere. Mettila qui vicino alla camera. Ecco, avanti, la leggiamo insieme, è un po' complicato leggerla, ma ci proviamo. Allora, caro Flavio, ti ringrazio molto dell'invio del tuo libro Parramon siciliano. Mi è piaciuto tanto. Purtroppo non sarò a Roma nei giorni di agosto. Troveremo un'altra occasione. Un caro saluto. Un caro saluto, Sergio Mattarella. Aspetta, Bellissimo. Seggio. Sì, Sergio Mattarella. Perché qui Vabbè, c'è una lì? è una firma, è Ah, una firma, quindi le firme. Sei contento? Ti ha scritto il sì. Presidente della Repubblica, quindi puoi dire che già siete amici. Sì, già siamo amici. Ora io a lui però gli ho inviato anche un altro libro che ovviamente ve lo dico a voi, è la storia dedicata su di lui, quindi non è escluso che mi possa chiamare o addirittura mi possa mandare un'altra lettera come questa. Questa però lui ha letto Parliamo in siciliano. E che è il libro che gli abbiamo mandato Che, tempo fa, è mm, perché loro hanno dei tempi molto sì, più lenti, perché considera che gli arrivano chissà quante lettere e quanti plighi devono aprire ogni giorno. ora invece aspettiamo risposta per la storia dedicata su di lui. Ok.